Governo giallo-rosso, il giorno della verità. La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce. Lo diceva Jean-Jacques Rousseau, il filosofo illuminista che ha ispirato due momenti storici diversi, la Rivoluzione francese e la piattaforma del Movimento 5 Stelle. Non esattamente la stessa cosa, soprattutto oggi, con la Rivoluzione grillina finita a tarallucci e vino con il Partito Democratico. Una rivoluzione difficile da spiegare ai cittadini, ma tant'è. 100.000 elettori pentastellati sono chiamati a decidere il destino dell'accordo col PD. Perché c'è un voto libero e dopodiché aspetta ai militanti dei grillini votare no o sì. Anche loro hanno messo no o sì. Il governatore veneto Luca Zaia va al sodo. Un manipolo di elettori grillini deve stabilire il destino di milioni di italiani, votando se dare la fiducia oppure no a un governo legittimo costituzionalmente, ma sicuramente non rappresentativo del popolo sovrano che, se andasse alle urne, eleggerebbe un Parlamento che darebbe vita a un governo che di giallo-rosso avrebbe ben poco. Oggi arbitro del futuro è la piattaforma Rousseau. Se stravince il sì, sarà la vittoria del premier Giuseppe Conte, che diventerà il vero leader del movimento. Se vince il no, sarà il disconoscimento del capo carismatico Beppe Grillo, che ha benedetto l'alleanza col PD che tanto piace anche all'Europa. Se ne viene fuori un testa a testa tra sì e no, è Di Maio a restare al timone del partito, con la sua politica piena di frenate e ripartenze. In ogni caso è il trionfo della democrazia diretta, la sconfitta del voto elettorale. Le urne restano chiuse, mentre si scatenano le preferenze online circoscritte a un solo partito. Fino ad oggi la base pentastellata ha sempre ratificato le scelte dei dirigenti politici, e se fosse la volta buona per rompere questa consuetudine? Prendi la direzione opposta all'abitudine e quasi sempre farai bene, diceva quello. Quello chi? Ma Jean-Jacques Rousseau, naturalmente.